Buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. L'obiettivo è sempre quello di migliorare. Certo, i numeri sono elevati e ripeterli non è sempre facile. Comunque noi assolutamente ci proviamo. Speriamo che il tempo ci dia una mano, ma vorremmo battere le 50.000 presenze fatte lo scorso anno e anche le 22.000 bottiglie di Prosecco vendute. La novità più grande, come detto prima in palco, si tratta della pista ciclopedonale eseguita all'esterno e quindi abbiamo messo in sicurezza quella parte, questo problema, perché prima c'era sì la staccionata che era anche caratteristica e tutti aspettavano la staccionata perché veniva messa su 20 giorni prima e questa stava a significare la prossima apertura della mostra, però purtroppo ahimè non era messo in sicurezza. Il programma è ricco, invito tutti quanti a prendere e sfogliare il nostro libretto, tutte quante le informazioni le trovate sul nostro sito, in Facebook, quindi ogni sera c'è qualcosa, di sicuro posso dirvi che non vi annoierete. Per me è un appuntamento ormai di vita, no? Nel senso che è un po' l'inizio della primavera del Prosecco, sono bravi ragazzi, bravo il presidente Stival con tutti i suoi ragazzi che poi rappresentano una schiera di 2500 volontari in tutte le mostre del Prosecco, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. C'è da dire che i protocolli di trattamento dei vigneti sono uguali in tutta Italia, quindi quando si segna e si dà la colpa al Prosecco si fa già un primo errore non dicendo ai cittadini che quello che accade in un vigneto di Prosecco accade anche negli altri vigneti in giro per l'Italia. La verità è che Prosecco è un modello invece di virtuosità, ovviamente ci sono ancora dei trattamenti ma i produttori di Prosecco hanno già adottato i primi codici di autoregolamentazione per eliminare ad esempio il folpet piuttosto che il glifosate sui fillari o quant'altro. Direi che questa è la direzione, poi si consideri che oggi abbiamo sempre più varietà resistenti che ci portano verso un vigneto del futuro diciamo, resistente alle malattie e quindi a trattamenti zero. Quindi la direzione è questa. Benvengano le prime scelte da parte dei produttori del Prosecco che sono scelte innovative di autolimitazione che magari in altre parti d'Italia ancora non ci sono e dico anche però che è bene ricordare che il futuro del vigneto è un vigneto assolutamente salubre, è un vigneto che avrà una certificazione ambientale e una certificazione del prodotto.